Pace a tutti e buona domenica. Vogliamo ringraziare insieme il Signore questa mattina per il privilegio che abbiamo di essere nella sua casa e la libertà che abbiamo di poterlo lodare e benedire. Vorrei leggere un verso in Geremia. Il Signore ci dice: invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Se abbiamo fede, il Signore farà questo. Lui non è cambiato, è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quello che ha fatto in passato lo farà ancora oggi. Predisponiamo i nostri cuori alla sua presenza e lasciamo che lo Spirito Santo possa lavorare in ciascuno di noi. Vogliamo essere quell'argilla che il vasaio può formare, che possa fare dei vasi nuovi in ciascuno di noi affinché possiamo emanare il suo profumo. Lodiamo il Signore insieme. Momento
Quanti vivono ogni giorno pensando che un giorno saremo con il Signore? Gloria a Dio, per l'eternità saremo con l'agnello di Dio. Gloria a Gesù, che speranza meravigliosa che ha il credente. Amen. Se saremo fedeli al Signore fino alla fine dei nostri giorni, vedremo il Signore faccia a faccia. Gloria a Dio. Amen. Ora vi faccio una domanda: quanti siete venuti qui per lodare il Signore? Allora voglio sentirvi. Non per ricevere, per lodare il Signore. Quando andiamo a qualche parte che ci invitano, di solito portiamo qualcosa, è vero? Non andiamo a cena, non andiamo mani, portiamo una bottiglia, portiamo qualcosa, ma portiamo qualcosa. Questa mattina cosa sei venuto a portare il Signore? La parola di Dio ci dice: entrate nei suoi cortili con ringraziamento e con lode. Quindi dobbiamo lodarlo con tutto il nostro cuore. Non abbiamo altro scopo se non quello di lodare il Signore. Poi non ti preoccupare se hai bisogno di essere toccato dalla mano di Dio, se hai bisogno di ricevere, perché il Signore sicuramente ha preparato qualcosa per te, una benedizione speciale. Amen. Ma diamo al Signore la nostra lode con tutto il cuore. Chiudi i tuoi occhi. Sei nella presenza del Signore. Dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Se noi ci crediamo, allora tocchiamo per fede la presenza del Signore. Amen. E sicuramente virtù usciranno da Lui. Gloria a Dio. Sento nel mio cuore molto forte questo. A volte veniamo in chiesa, veniamo ad adorare il Signore, ma ci sono delle situazioni nella nostra vita. Ci sono certe cose anche all'interno della famiglia che portano cattivi umori. E sappiamo che dobbiamo venire in chiesa, sappiamo che dobbiamo stare qui. Io questa mattina vorrei, se anche tuo marito non è qui, tua moglie non è qui, ma tu sei qui, io vorrei che tu per fede potresti chiudere i tuoi occhi e prendere la mano di tuo marito lì dov'è, di tua moglie. Io vorrei chiedere a mia moglie di venire qui davanti, prendermi per mano. Vieni Lisa. Mariano, prendi per mano tua moglie. Io vorrei che le coppie che sono qui si tenessero per mano e che possiamo dire: non c'è un luogo più alto, più grande che io possa stare. Prendi per mano tua moglie, prendi per mano tuo marito. Se non è qui, non ti preoccupare, ma vogliamo offrire un culto al Signore. E il nostro culto non può essere accettato dal Signore se ci sono delle divisioni all'interno della famiglia, dei modi di pensare diversi, dove non c'è quell'unione. Fratelli, noi siamo davanti alla presenza del Signore, non possiamo nascondere nulla. Allora questa mattina per fede, se tuo marito non è qui, se tua moglie non è qui, prendila per mano. E se vuoi prendere per mano il fratello che è vicino a te, la sorella, che magari senti nel tuo cuore di afferrare la sua mano, ricantiamo questo cantico. E con tutto il cuore vogliamo dire: Signore, tu mi accettasti alla tua presenza. E tu mi accetti questa mattina la tua presenza, perché io non sono degno, Signore, ma solo perché tu mi hai reso degno. Signore, noi come famiglia, come coppia, vogliamo dirti che non abbiamo altro bene all'infuori di te e che tu sei, Signore, il Signore della nostra casa, della nostra famiglia. Signore, tu sei il Signore di questa comunità e noi vogliamo chiederti, Signore, di unirci sempre di più, di pari consentimento, che nulla e nessuno può ostacolare il nostro cammino. Signore, se c'è qualcosa fra di noi, se c'è qualcosa tra marito, tra moglie, tu questa mattina puoi guarire, tu puoi unire, Signore. Questa mattina chi è venuto qui con un cuore rotto, chi è venuto con un cuore ferito, Signore, tu puoi fasciare le ferite questa mattina, perché noi crediamo che tu passeggi in mezzo a noi e questa mattina noi siamo al pronto soccorso, perché tu sei il dottore dei dottori, il Signore dei signori, e questa mattina noi vogliamo dichiarare apertamente che non c'è un luogo migliore dove noi saremmo potuti essere questa mattina. Alleluia. Oh, alleluia. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che
c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, un luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. E qui io voglio restare prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi di Cristo. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Alleluia, gloria a Gesù, alleluia. Forse non lo fai da tempo, abbraccialo, digli ti amo. Poi non vi preoccupate voi che non avete ancora un marito e una moglie, farò questo anche per voi il prossimo culto. Va bene, farò qualcosa preparato anche per voi. Non vi lascio soli. Accomodatevi, accomodatevi, gloria a Dio. Amen. Quando andiamo alla presenza del Signore, il Signore ci dice: prima di offrire, prima che tu offri il sacrificio, va e scusati, cioè mettiti a posto. Noi a volte veniamo e continuiamo ad avere il muso, continuiamo ad avere... Quando veniamo alla presenza del Signore, noi siamo davanti al Re dei Re, il Signore dei Signori. La cosa più bella dovrebbe essere questa: noi dovremmo gioire nella presenza del Signore. Questa mattina noi abbiamo l'opportunità di riunirci.
Nessuno qui ci ferma con un mitro in mano, con la pistola per farci entrare, per ucciderci, per toglierci la vita. Domenica prossima ci sarà il convegno di Porte Aperte, dove non possono riunirsi, dove la loro vita è messa alla prova, dove la fede costa di più, dove per riunirsi si devono vedere di notte, di nascosto, fanno chilometri e chilometri a piedi per potersi vedere, dove non possono avere una Bibbia fra le loro mani, perché non la possono avere. C'erano dei fratelli che abbiamo conosciuto in uno di questi convegni, tanti convegni che ho partecipato, e mi dispiace che in questo non posso esserci, al convegno, che ognuno di loro si dava un nome biblico, chi si chiamava Giovanni, chi si chiamava Luca, chi si chiamava Marco. Perché si chiamavano così? Perché avevano avuto una Bibbia e ognuno di loro doveva imparare un libro a memoria, poi strappare le pagine perché non lo potevano avere. E allora uno lo imparava a memoria e lui diceva in Giovanni 3,16 cosa dice? E lui diceva: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tutti i versetti della Bibbia dovevi impararla a memoria, ognuno di loro imparava un libro e così ognuno di loro era la Bibbia che camminava per strada. Noi abbiamo 10.000 Bibbie, ne abbiamo di tante traduzioni e facciamo anche tanta polvere sopra. A volte andiamo a prendere la traduzione, non la leggiamo neppure mai. A volte ci devono mancare le cose per apprezzarle. Siete d'accordo con me oppure no? Amen. Gloria a Dio. Andiamo alla parola di Dio. Così come la troviamo scritto in Matteo al capitolo 11, leggeremo i primi 3 versi. 11, capitolo 1, versetto 3. Il messaggio della parola di Dio, avete messo il titolo del messaggio? Sì, l'aveva dato Mariana, no? Il titolo del messaggio. Io non ho il cellulare, comunque lo dici a alta voce, Mariana, non importa, basta che lo dici, perché non ho il cellulare. Vi ho preso a sprovvista? Non c'è? Su comunicazione? No, dimmelo. La fragilità umana. Amen. Quanti sono forti? Quanti sono fragili? Siamo fragili. Amen. E questa mattina io voglio parlare della fragilità umana in un uomo che era ripieno di Spirito Santo fin dal seno materno. Wow. E dopo che Gesù ebbe finito, capitolo 11 di Matteo, e dopo che Gesù ebbe finito di dare ordini ai suoi 12 discepoli, se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Or Giovanni, avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, mandò 2 dei suoi discepoli a dirgli: sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro? Ora stiamo parlando del Battista, stiamo parlando di un uomo che fin dal seno materno, leggiamo in Luca capitolo 1 versetto 39, ora in quel giorno Maria si levò e si presentò in fretta nella regione montuosa, in città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino sobbalzò nel grembo e Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Cioè, cosa avvenne? Maria, per l'ordine del comando del Signore, va a casa di Elisabetta, che era sua cugina, che era la moglie di Zaccaria. E quando va lì, Maria era incinta, Elisabetta era al 9° mese. Cosa avviene? Che Giovanni Battista, che era nella pancia di Elisabetta, solo la presenza di vedere Gesù che era nella pancia di Maria ribalzò dentro e fu ripieno di Spirito Santo. Quindi il Battista era ripieno di Spirito Santo fin dal grembo materno. Stiamo parlando di qualcuno che aveva una rivelazione spirituale così forte nella sua vita, e come il Battista non ce ne sono stati più. Anche perché se il Battista vivesse ai nostri giorni lo metterebbero in psichiatria. Sicuramente. Vestiva di pelo di cammello, mangiava locuste, andava a gridare nelle piazze, urlava, e dicevano: questo
bisogna ricoverarlo. Giovanni, lo vediamo che Giovanni quando vide Gesù passare fece un'affermazione potente. E lui disse, fissando lo sguardo su Gesù, Giovanni capitolo 1, versetto 36, che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio. Stavano aspettando il Messia. Lui iniziò a dire che Gesù era l'agnello che tra poco sarebbe stato immolato. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Ecco l'agnello di Dio. Quindi Giovanni fa questa affermazione. Giovanni è forte. Luca capitolo 3 versetto 16, Giovanni rispose dicendo a tutti, io vi battezzo con acqua, ma colui che è più forte di me, il quale io non sono neppure degno di sciogliere i legacci dei sandali, egli vi battezzerà col fuoco e con lo Spirito Santo. E quindi sta annunciando che Gesù è più forte di lui, che Gesù è colui che libera, Gesù è colui che battezza nello Spirito Santo. Difatti chi battezza nello Spirito Santo, sapete chi è? È Gesù. Io andrò al Padre, vi manderò il Consolatore. È Gesù che ha mandato lo Spirito Santo. E sarà presso di voi, sarà con voi. Egli prenderà del mio e ve lo darà. Matteo, a capitolo 3, versetto 13 al 17, dice, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano, da Giovanni, per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono. Udite, udite, Giovanni era presente. Giovanni era lì e Giovanni ha visto. E dice, egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, venire su di lui ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Dopo questo, che potrei dirvi ancora tante cose di Giovanni il Battista, dopo tutte queste cose che abbiamo visto, che abbiamo letto, Giovanni è in prigione. È in prigione perché? Perché Giovanni non è voluto stare con quella donna che l'aveva preso, che voleva stare con lei, con lui. E Giovanni cosa ha fatto la moglie? Gli ha chiesto la testa di Giovanni. Vi ricordate, no? Questa cosa. E quindi Giovanni è in prigione. E Giovanni, mi sono chiesto, ma dopo un'esperienza del genere, dopo aver affermato tutte queste cose, dopo aver detto è lui il Messia, dopo aver detto io non sono degno di essere da te, dopo aver sentito dal cielo un'espressione, questo è il mio diletto figliuolo, manda 2 dei suoi discepoli a Gesù per domandargli, ma sei tu? Ma sei tu il Cristo o noi dobbiamo aspettare un altro? Come l'ho intitolato il titolo del messaggio? La fragilità umana. E vorrei aggiungere qualcosa, anche il dubbio. Ora ditemi la verità. Parlo a quelli che hanno più anni di fede, che quelli nuovi ancora, ma quelli che hanno più anni di fede. Vi è mai venuto il dubbio? Vi è mai venuto il dubbio? Il dubbio fa parte della vita. Uno dei 12, lo conosciamo tutti quanti, oramai si usa proprio anche in mezzo alla, come dire, quando parliamo, quando si parla, tu sei come San Tommaso, tu sei come San Tommaso. Finché non ci metti il naso. E lui ha avuto un dubbio. No, ha detto finché io non tocco. Ma mi piace Gesù, perché Gesù si è presentato a loro i primi 8 giorni, dice la scrittura, si era presentato a loro. Dopo 8 giorni dopo Gesù entra di nuovo in mezzo a loro. Attraverso le mura, non bussa alla porta perché non aveva bisogno, aveva un corpo glorificato. Attraverso la porta e cosa fa? Pace a voi. E poi dove va? Perché Gesù conosce il tuo dubbio, perché Gesù aveva sentito.
E la cosa meravigliosa è che il Signore non ci lascia in dubbio. Abbiamo parlato proprio della fede. La fede è certezza. La fede non è un dubbio. Però nella nostra vita spirituale questo può accadere. E se è accaduto al Battista, perdonatemi, può accadere anche a me. Ma allora mi sono domandato, ma perché Giovanni ha fatto questo? Ho detto, Signore, mi devi rivelare. Ho detto, Signore, aiutami, perché sono andato anche a vedere nei dizionari, nelle cose, a vedere un po' quello che uno poteva dire. Dove si trovava Giovanni? Dov'era? In carcere, in prigione. Qual era una delle caratteristiche del Messia? Ce lo dice il profeta. Il profeta ci dice che una delle caratteristiche, 42 versetto 7 di Isaia, egli libera dal carcere i prigionieri. Uno dei segni era egli libera dal carcere i prigionieri. Ora Giovanni era in carcere, ma non era in carcere perché aveva commesso qualcosa di sbagliato. Lui stava predicando l'Evangelo e stava dando una grande testimonianza, una fermezza nella fede. E forse Giovanni, prendete quello che il Signore mi ha rivelato a me, quindi non è biblico. Paolo dice questo lo dico io, non lo dice la parola, Paolo dice questo lo dice il Signore, non lo dico. Quindi adesso io vi dico quello che il Signore ha rivelato a me. Forse Giovanni si aspettava che Gesù lo andasse a liberare, perché era uno degli attributi, era uno dei segni. E sapete che in questo tutti quanti noi ci cadiamo, tutti quanti noi. Perché noi quando siamo in una prova, quando siamo in una situazione, perché il carcere è considerato una prova, altro che prova. Era lì, incarcerato. E sapeva che prima o dopo gli dovevano tagliare la testa. E allora noi a volte ci diciamo, ma Signore, non vedi come non vedi la situazione? Tu hai detto che sei il liberatore, tu hai detto che sei, tu Signore hai promesso, tu. Il Signore non lo va a liberare. Perché non lo va a liberare? Perché la volontà di Dio era un'altra. E a volte noi non sappiamo accettare la volontà di Dio. Non l'accettiamo la volontà di Dio. Guardate, noi ci chiamiamo fedeli. I fedeli sono quelli che sono fedeli alla parola di Dio e sono fedeli ad accettare la volontà di Dio. Questo è il fedele. Ci dice rimani fedele fino alla fine dei tuoi giorni, perché essere cristiani non è facile. Non è per niente facile. Un po' per la cultura, un po' per quello che abbiamo ricevuto, un po' degli insegnamenti che riceviamo, altri insegnamenti poi di chi predica l'Evangelo così molto proprio ad acqua di rosa, no? Vedrai che il Signore ti libererà, vedrai che il Signore... Non sai nulla di questa persona, non sai perché sta vivendo questa situazione, non sai qual è il motivo, non sai quello che sta succedendo, come non sapevano quello che Giobbe stava... Il Signore perché stava permettendo quello? Ma no, gli davano colpe a Giobbe, che colpe non aveva Giobbe. Anzi, il Signore addirittura lo innalza davanti al diavolo e dice non c'è uomo come lui sulla faccia della terra. Però ecco che arrivano subito, e allora noi sentiamo, perché ce ne andiamo in internet, ci andiamo a sentire il predicatore tale e tale, ci andiamo a sentire questi ciarlatani che predicano altre cose per attirare, come se noi volessimo, come dire, addolcire ciò che la Bibbia invece parla con sincerità e chiaramente. Gesù non ha mai venduto fumo a nessuno. Gesù, gli stessi discepoli di Giovanni, gli disse a loro, perché mi state seguendo? Guardate che il figliuolo dell'uomo non ha il posto dove mettere la testa. Quello che hanno fatto a me faranno anche a voi. Nel mondo avrete tribolazioni. A Paolo quando l'ha scelto gli ha detto, questo è uno strumento, non immagina nemmeno quello che dovrà passare, sopportare per il mio nome.
Non ho il Signore. E allora le chiese si riempiono di queste persone perché vengono, perché devono essere guariti, liberati, sanati, devono essere... No, poi il Signore lo fa, ma a volte non li vedi neanche più, perché era questo quello che volevano. E io ne conosco tanti di questi. Tantissimi, ho visto tanti venire avanti, piangere una situazione, alcuni addirittura non avevano figli e Dio gli ha dato dei figli e si sono separati, divorziati, dopo i figli. D'altronde abbiamo un'esperienza anche dei lebbrosi. Chiedono guarigione, Gesù li guarisce, 9 se ne vanno e 1 soltanto torna indietro. E Gesù afferma che non è stato guarito, è stato salvato. Diverso. E gli dice: dove sono gli altri 9? Ma la risposta di Gesù è sempre ciò che è scritto nella parola di Dio. Quando gli vanno a dire, al versetto 4, leggete con me: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù rispondendo, e vorrei che voi poteste adesso riflettere su questa risposta di Gesù. Gesù rispondendo disse loro: andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono e i morti risuscitano e l'Evangelo è predicato ai poveri. Dove c'è la liberazione delle carceri? Dove c'è? Dov'è? Gesù sta mettendo enfasi sul messaggio dell'Evangelo per la salvezza delle anime delle persone. La guarigione, anche liberazione della cecità e soprattutto quella spirituale. Fratelli, ricordatevi una cosa, che la Bibbia si spiega sempre con la Bibbia. Le domande e le risposte le dobbiamo trovare sempre nella parola di Dio. Non andiamo a prendere risposte che non sono nella Bibbia. Il secondo me non esiste. Non esiste il secondo me. Tu puoi avere tutta l'esperienza di questo mondo, puoi essere insegnante di scuola biblica, puoi essere un teologo, puoi essere quello che vuoi, ma è sempre un tuo parere. Non è mai ciò che la Bibbia dice. Il secondo me non esiste. Nella Bibbia esiste secondo Giovanni, secondo Pietro, seconda epistola di Paolo, seconda epistola di... Quello esiste. Ma il secondo me non esiste. Come questa mattina io vi ho detto, è qualcosa che il Signore ha rivelato a me. Ma prendetelo così per portare edificazione alla nostra vita. Ma questo non è biblico. Questa è l'unica che non fallisce mai ed è l'unica che non sbaglia mai. Poi le interpretazioni, abbiamo bisogno della guida e l'unzione dello Spirito Santo che ci illumina e ci guida. Molti sono talmente indottrinati che la stessa dottrina li sta portando all'inferno. La stessa dottrina. Giovedì ho finito con dire questo. L'Apostolo Paolo, un uomo di grande esperienza spirituale, un uomo che Dio si è usato potentemente, un uomo che il Signore, lui dice: io non sono venuto in mezzo a voi con discorsi persuasivi, sono venuto con dimostrazione di potenza, Dio lo usava potentemente. Però lui dice questo riguardo ai doni spirituali, riguardo ai compiti che gli vengono assegnati. Dice: vi dico una cosa, adesso io vi mostrerò la via per eccellenza. E la via per eccellenza era uno soltanto: l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Questa è la via per eccellenza che l'Apostolo Paolo sta parlando. Sta parlando di un amore vero, non solo parole a chiacchiere. Qualcuno ha mandato un messaggio, Luca me l'aveva mandato, vero Luca? Cosa diceva quel messaggio che mi hai mandato? Il pastore? Quando il pastore predicava sul peccato,
chiedevano perdono, adesso cambiano chiesa. L'ha mandato lui. E io ho detto, guarda, se lo mandassi io adesso, figurati, è meglio che non mando niente, è meglio di no. Ma se la parola di Dio non ci compunge di peccato, perché fratelli, guardate, noi non siamo perfetti. Paolo dice, dimenticando le cose che sono addietro, io mi pretendo davanti, cioè io vado avanti. Nel nostro cammino spirituale avremo sempre chi ci mette il bastone tra le ruote, avremo sempre chi ti vuole bloccare, avremo sempre quello che ti vuole fermare. Paolo dice, tutti mi hanno abbandonato, ma uno solo non mi ha abbandonato, è il Signore. Però Paolo aveva un obiettivo, raggiungo la meta. Io devo raggiungere quella meta e non permetterò niente a nessuno che mi possa bloccare e cercherò di amare quanto più è possibile. E allora qui c'è questa situazione che lui pensa che il Signore lo va a liberare, ma il Signore non lo va a liberare. Allora questo gli ha portato dentro di sé, ma sei tu oppure no? Perché io so che il Gesù che doveva venire, il Cristo che doveva venire, avrebbe liberato i prigionieri e quindi io sono imprigionato e sicuramente il Signore mi libererà dalla prigione. Ma non è stato così. Stiamo parlando del dubbio, stiamo parlando della fragilità umana. Allora questa mattina io voglio dirti, se tu hai un dubbio e se sei fragile, non ti preoccupare. Vuol dire che sei umano, non sei un extraterrestre. Sei umano. Quindi questa mattina io voglio dirti, non avere paura, non avere timore dei tuoi dubbi, non avere paura della tua fragilità. Piuttosto, abbi paura quando ti senti forte. Io ne ho visti tanti forti, perché confidavano nella loro forza. Paolo ha sperimentato quando sono debole, allora sono forte. 3 volte ho chiesto al Signore che mi togliesse questa spina, non sappiamo questa spina chi era, cos'era. Un giorno quando andrò in cielo mi siederò vicino a Paolo e dico, Paolo, senti, toglimi questa curiosità. Ma chi era sta spina che avevi nella gamba? E magari lui dirà, è quello, vedi? È proprio quello. Però il Signore me l'ha messa al mio fianco, proprio perché io non mi insuperbisca. E se sono qui è grazie a quello. Perché ho avuto fede di credere che il Signore ha pietà anche di me. Sì. Ho detto, non mi ricordo se martedì l'ho detto o giovedì, se fosse stata per me non so quante persone avrei cancellato dal libro della vita. Tutti quelli che mi hanno causato, ho detto, Signore, questo proprio, hai visto quello che ha fatto? No, Signore, ma se sono anch'io nel libro della vita devo dire, Signore, grazie. E una volta dissi che se fossi stato io Noè e tanti animali nell'arca non l'avrei fatto entrare io. Alcuni che sono entrati proprio avrei detto, no, assolutamente, voi non entrate, fuori da qui. No, tu non entri, fuori da qui. E invece sono entrati, perché l'arca è del Signore, la salvezza è del Signore. Siete d'accordo oppure no? Gloria a Dio. Finale. E questo ci deve far riflettere tutti quanti noi. Un uomo così potentemente usato da Dio, un uomo che quando predicava le folle accorrevano a lui, andava nel deserto a predicare e la gente correva a lui. Non è che arrivava WhatsApp e telefonino e ti diceva, guarda che Giovanni sta predicando. Allora andiamo da cosa? Allora guarda che lui sta predicando in tale posto, sta nello stadio tale e tale. Ah sì, c'è l'evangelista, andiamo tutti quanti. No. Lui non aveva niente, ma lo Spirito Santo li portava lì. Lo Spirito Santo li portava lì. E voglio dirti questo, lo Spirito Santo, dice in Atti degli Apostoli, aggiungeva alla Chiesa coloro che erano sulla via della salvezza. È lo Spirito Santo che porta anime qui. Non siamo noi che portiamo anime qui. È lo Spirito Santo che le porta. Perché se tu sei qui, qualcuno ti ha parlato del Signore, ma lo Spirito Santo ti ha compunto di peccato. E lo Spirito Santo ti ha dato questo tempo, nella tua vita ancora, di venire qui questa mattina. Stamattina il messaggio che ho mandato, cos'era scritto? Ed erano di pari consentimento. E andavano tutti. La Chiesa nascente era questo. Mettevano tutti in comune. Non mancavano, erano insieme, andavano lì insieme perché avevano bisogno di ricevere la parola che veniva dal trono di Dio. Avevano bisogno della comunione fraterna. Adesso no, lui mi ha fatto... No, non vado. No, lei mi... No, io non vado. No, non vado.
dal 17 al 15. Voglio leggere con voi. Scusatemi. Dal 7. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni. Intorno a chi? Gesù cosa fece? Gesù vide che la situazione era imbarazzante. Gesù vide che Giovanni, che doveva essere quello che la scrittura ci dice, egli è colui che andrà davanti a lui, che dirà: questa è la via, incamminatevi per esso, questo è il Messia. La situazione era un po' imbarazzante, avendo mandato 2 discepoli a dare a dire: ma sei tu o no? Ma Gesù cosa fa? Ascoltate, questo è un insegnamento per ognuno di noi. Quando a volte vediamo dei fratelli che cascare, vediamo dei fratelli che magari dicono qualcosa, vediamo delle cose. A volte ho sentito da un pastore, una volta ci disse: ma sai, quando parla quello a me mi cascano le braccia, perché certe cose non le dovrebbe dire più. E qui Gesù invece non mi dice mi cascano le braccia. Gesù, guardate cosa dice. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alla folla intorno a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbidi vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbidi non abitano nei palazzi del re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Perché questo è colui al quale è scritto: io mando il messaggero davanti alla tua faccia. Egli preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico che tra i nati di donna non vi è sorto mai nessuno più grande di Giovanni il Battista, ma il minimo del regno dei cieli è più grande di lui. Gesù non prende questo episodio per rimproverarlo davanti a tutti quanti gli altri. Gesù non lo mette in imbarazzo. Gesù non prende mai le nostre debolezze e i nostri fallimenti e li mette in mostra. Gesù non lo fa mai. Non lo farà mai. Gesù non ha detto agli altri, quando si è incontrato con Pietro dopo che è risorto, ha detto agli altri: vedete, lui aveva detto che non mi avrebbe rinnegato. Avete visto quello che ha fatto a tutti quanti voi? Avrebbe avuto l'opportunità e l'occasione di dirlo. Siete d'accordo oppure no? Però io lo perdono. No, Gesù non ha detto questo. Gesù è andato direttamente da lui. E gli ha detto: Pietro, ho bisogno di sapere una cosa. Ma tu mi ami? Gesù non ti mette mai in imbarazzo. Gesù esalta Giovanni. Dice: guardate che non c'è uomo fino adesso che sia come lui. Un uomo ripieno di Spirito Santo. Quindi mette in evidenza tutte le sue doti, le sue capacità. A chi siete andati a vedere? Sta dicendo: siete andati a vedere a uno che era vestito con le... No, Giovanni era vestito con una veste di pelo, di cammeleo, estroso, molto estroso. Ma Gesù lo afferma quello, perché Gesù sapeva anche di cosa si nutriva Giovanni, sapeva anche di cosa si vestiva Giovanni. E questo ci dovrebbe far comprendere che il Signore conosce ogni cosa di noi, sa tutto di noi. Però guardate come lo esalta, come gli dice: lui è un uomo che non ce n'è di pari, non ce n'è di pari. A volte noi vogliamo difenderci, a volte noi vogliamo fare le nostre difese davanti agli altri, ma non è più bello sentir dire dal Signore: guarda che non c'è lui, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Come Luca, come Mariano. Non c'è nessuno. Perché il Signore ti esalterà sempre.
il Signore prenderà quelle qualità che tu hai e le metterà in mostra al nemico. Non prenderà mai i tuoi difetti e li metterà davanti al nemico, prenderà i tuoi pregi e li mette davanti al nemico. E poi sapete cosa dice lui? Perché lo ha detto a me. Ci sono ancora lavori in corso. Ci sono ancora lavori in corso, perché io sto lavorando. Perché io sto lavorando per Luca, sto lavorando per me, per Gianni, sto lavorando. Lasciami lavorare. Perché alla fine sarà come me. Perché lo dice l'Evangelo di Giovanni. Fratelli, non è apparso ancora quello che noi saremo, ma quando Egli verrà noi saremo simili a Lui. Saremo simili a Lui. Poiché quelli che Egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere all'immagine di Gesù Cristo, onde Egli sia il primo dei Suoi. Il Signore sta lavorando nella nostra vita. E allora che cosa avviene? Il nemico ti mette sempre il bastone tra le ruote, lui cerca sempre di portarti fuori dalla Chiesa, fuori dal popolo di Dio dove c'è la benedizione, la vita eterna, perché il Signore ha stabilito che qui c'è la benedizione e la vita eterna, ma lui cercherà sempre di ostacolare il tuo cammino, il mio cammino e metterci queste cose, i dubbi, le perplessità, le cose. Fratelli, dobbiamo essere sinceri, andiamo al Signore così come siamo e soprattutto diciamo: Signore, non cambiare mio fratello, cambia il mio cuore. Cambia il mio cuore, Signore. Cambia la mia vita. Fammi simile a te. Gesù avrebbe potuto dire qui, avrebbe potuto dire tante cose, ma guardate che meraviglia. Gesù dice: io non sono venuto per giudicare, io sono venuto per salvare. Io sono venuto per salvare. E chissà, forse qualche pacca sulla spalla dal Signore la riceveremo, perché ci dirà: quella volta non hai risposto a quell'offesa, perché quella volta, vedi, se Lui è qui è perché tu non hai risposto a quell'offesa. Perché tu hai sopportato qualcosa, come dice l'Apostolo Paolo: piuttosto sopportate qualcosa e lasciate fare al Signore. Fratelli, non so voi, ma quando tu hai qualcosa con qualcuno la notte puoi dormire? Dimmi la verità, ditemelo. Riesci a riposare, riesci a dormire? No. Ma quando sei in pace con te stesso e con gli altri, riposi tranquillamente perché c'è la pace del Signore sulla tua vita e ti senti al centro della volontà di Dio. Non c'è pace. Quando invece si fa la pace, ci liberiamo. Non liberiamo la persona, ci liberiamo noi. Ci liberiamo, perché se no continueremo a vivere in questo modo e ci sono alcuni che cambiano chiesa, vanno a un'altra parte, ma non sanno che si stanno portando dietro un peso. Un peso. E invece dobbiamo liberare noi, dobbiamo dire: Signore, perdonami, abbi pietà, perché io desidero servirti come a te piace. Perché alla fine, Signore, sarai tu che un giorno dirai: vieni avanti, fedele servitore. Forse non riceverai una pacca sulla spalla, forse non riceverai un apprezzamento, forse non riceverai da qualcuno quello che tu hai fatto, ma d'altronde Gesù ha ricevuto una pacca sulla spalla. Ditemi chi dei 12 ha ricevuto una pacca sulla spalla? Quanti sapevano la morte che dovevano fare? La storia ci racconta un po' della morte dei 12. Non lo troviamo nella scrittura, ma ci dice chi è morto a testa in giù, chi è stato segato vivo, chi gli è stato tolto la testa. Nessuno di loro è morto di una vita naturale, Dice, ma sai? No. Hanno sofferto. E la parola di Dio dice: chi vuole servire il Signore soffrirà. Ed è vero. E questo è quello che io ritengo. Fratelli, la verità è questa. E noi dobbiamo predicare la parola di Dio, che è la verità. Vuoi camminare nelle vie del Signore? Vuoi venire nelle vie del Signore? Vuoi essere un discepolo di Cristo? L'ha detto Gesù e non lo dico io, l'ha detto Lui. Rinuncia. Prendi. Cosa vuol dire prendi quella croce? Rinunciare a se stesso cosa vuol dire? Paolo cosa ha detto? Paolo parla di una crocifissione. Sono stato crocifisso con Cristo. Abbiamo mai visto Paolo appeso alla croce? No, ma sta dicendo sono stato crocifisso con Cristo, perché ogni mattina Paolo prende la croce e se la mette qua e deve dire: io sono morto con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me e io devo raffigurare Cristo
nella società, nella chiesa, nel posto di lavoro, nel mio condominio, dovunque sono, io devo raffigurare Cristo. È facile dire sono un cristiano evangelico, e che differenza c'è? Sai, noi non crediamo alla Madonna, noi non preghiamo ai santi, noi non facciamo questo, e che? A che serve? A che serve tutto questo? Ma noi conosciamo la parola? Ma la conosci proprio bene la parola? Perché se conosci la parola bene, forse dovresti imparare che l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. A chi siete andati a vedere nel deserto? Gesù sta cercando il suo interesse? Gesù vuole diventare superiore a Giovanni? Anzi, quando Giovanni venne a sapere che gli vanno a dire lui sta battezzando più di te, Gesù si ritirò. Quando lo venne a sapere, Gesù si ritirò e se ne mise il mondo a pregare. Non si inasprisce. E questa è la cosa più che nel ministero pastorale io ho visto più in mezzo ai credenti, ai fedeli, più di tutti gli altri. L'amore non sospetta il male. Questo è terribile. Ma sai, ha detto perché io ho detto, lei ha detto, ho fatto, l'altro ha detto, perché io sapevo, perché ha detto, perché... L'amore non sospetta il male. L'amore non sospetta il male. Hai sentito? Lascia ogni cosa nelle mani di Dio. Sarà Lui a difenderti. Sarà Lui a difenderti. L'amore non sospetta il male. Non gode nell'ingiustizia. Se l'è meritato, se l'è meritato. No, non gode nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sapete chi è la verità? Io sono la via. Gioisce con Gesù. Fratelli, siamo figli di Dio, siamo servi di Dio e stiamo camminando nelle vie del Signore quando queste attitudini sono nel nostro cuore. Non so voi, ma a me ne mancano tante. Non so voi, quindi sto predicando a me. Se qualcuno si offende mi dispiace, ma sto predicando anche a me, personalmente. Dio deve ancora tanto lavorare nella mia vita. Il più delle volte me la prendo, l'ho detto tante volte, me l'avete sentito dire, me la prendo, sapete perché? Perché vedo che quella cosa che hanno detto su di me mi ha ferito. Allora se mi ha ferito vuol dire che sono ancora vivo. Avete mai preso a sbella un morto? No. Io mi sono trovato come pastore nella cella mortuaria quando c'era quelli delle pompe funebri che lo sistemavano. Quindi gli danno, perché poi deve essere esposto, gli danno il colore e gli danno dei schiaffetti. Non ho mai visto il morto e dice, ma che stai facendo? Mai, anche perché sarei scappato. Non l'ho mai visto. Perché? Perché è morto. Perché è morto. Questa mattina la mia domanda è: quanti devono ancora morire a se stessi? Signore, aiutaci. Aiutaci ad essere come tu sei. Aiutaci ad imparare da te. Aiutaci a tenere la bocca chiusa. Ma soprattutto, Signore, togli dalla nostra mente, perché tutto quello che non edifica, non tenerlo dentro, perché ti corrode, ti uccide, ti fa solo del male, perché sta continuando a lavorare nella tua mente, continua a lavorare nella tua mente, fino al punto da portarti fuori. Togli dalla tua mente, impegnati per l'opera del Signore, servi il Signore. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, se vi ricordate, ho trattato anche questo durante la parola. Dite ad Archippo che compi l'opera che il Signore l'ha chiamato a svolgere.
che sappia compiere perfettamente l'opera che Dio gli ha chiamato a compiere. Ci sono cose che a volte vogliono bloccare la tua vita, il tuo cammino per il Signore. Ma noi siamo stati chiamati non a sederci su una sedia e ad ascoltare dei messaggi più o meno belli, siamo chiamati a servire il Signore. In tutti i modi, come Dio ti chiamerà a farlo, ma Dio ti ha chiamato a portare la salvezza agli altri che non conoscono il Signore, ma soprattutto non a predicare, ma a vivere. Perché prima di parlare bisogna essere. Io sono quello che sono, dice l'Apostolo Paolo, per la grazia di Dio. Amen. Alziamoci in piedi e voglio farvi vedere un filmato. C'è il filmato, Debbie? Voglio farvi vedere questo filmato mentre siete in piedi. A me ha toccato molto il mio cuore, tantissimo il mio cuore. E ho detto lo devo far vedere alla Chiesa, perché questa mattina tu puoi uscire da questo luogo, se spegnete anche le luci qua che magari vedono meglio, perché mentre tu guardi questo devi pensare che tu un giorno sarai in questa fila. Guardate che bello questo filmato. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Ora shalabakalasai, alleluia. Gloria a Gesù. Oh Signore. Gloria a Gesù. Gloria a te, Signore. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore. Perdonaci, Signore. Perdona i nostri cuori. Perdona le nostre azioni, i nostri pensieri, Signore. Perché noi vogliamo ricevere la corona della vita quel giorno. Vogliamo essere in quella fila dove tu metterai la corona sul nostro capo, la corona di giustizia, la corona di salvezza. Signore, aiutaci a camminare fedelmente nelle tue vie. Signore, nella tua preghiera tu ci hai chiesto che dobbiamo perdonare come siamo stati perdonati e non rimanerci nella tentazione, ma liberarci dal nemico. Signore, questa mattina noi ti preghiamo che siamo qui, se il tuo Spirito ha parlato ai nostri cuori come ha parlato al mio cuore, Signore, non importa da quanti anni ti conosco, non importa, Signore, questa mattina io voglio dirti, Signore, abbi pietà di me, perché io voglio venire con te, voglio venire alla tua presenza. Non so il giorno di cui tu mi chiamerai, Signore, non lo so quanto sarà l'ultimo giorno della mia vita su questa terra, ma io, Signore, voglio incontrarti, perché, Signore, io servo te, servo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Signore, benedicici in questo giorno, fa che questo messaggio possa essere un messaggio di riflessione per ognuno di noi. Signore, grazie perché tu non parli male di noi. Signore, grazie per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Buona domenica, fratelli. Vi ricordo, per quanti vogliono venire, il 5 a Padova avremo l'incontro di nuovo lì a Cadoneghe. Va bene? Il venerdì sera 5